Rieccoci insieme, cari telespettatori. Allora, un capitolo che dedichiamo a comprendere ulteriori modalità di comunicazione. Le persone sorde comunicano con un linguaggio ben codificato, preciso, che non tutti siamo in grado, anzi pochi di noi sono in grado di comprendere. Ma quali sono le difficoltà che si incontrano a livello istituzionale? Quali sono gli apparati che sono stati istituiti per aiutare le persone sorde, dalla scuola primaria, poi le scuole superiori, l'integrazione, le difficoltà, le patologie, si nasce sordi oppure si diventa? Quali sono le cure che sono state predisposte a livello, diciamo, anche della medicina in quest'ambito e della tecnologia? Non stiamo parlando di chi progressivamente sordo diventa con l'età, e sappiamo che sono tantissime le persone, lo ribadiamo sempre, persone anziane che devono assolutamente trovare un supporto tecnologico per migliorare il proprio stato uditivo, per evitare il famoso decadimento cognitivo. Qui stiamo parlando di un altro tipo di sordità. Per capire qualche cosa in più, per entrare anche nel mondo dei segni, per entrare nel mondo di un'associazione che è molto molto importante, abbiamo il piacere di avere i nostri ospiti qui in studio. Vi presento subito Antonio Pellegrino, vicepresidente CRV ENS, delega area lavoro e quindi ente nazionale sordi, consiglio regionale del Veneto. Grazie di essere qui con noi, vicepresidente. Poi abbiamo il piacere di avere anche il dottor Emanuele Arzà, consigliere anziano, sempre CRV ENS, delega contabilità inventario, area formazione e LIS, che sarebbe il linguaggio dei segni. Ben arrivato anche a lei, dottore. Poi c'è la dottoressa Rita Sala, sociologa in Deaf Studies, docente a contratto di cultura sorda e interpretazione LIS-IT presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, collaboratrice dell'ENS Veneto. Grazie anche a lei, dottoressa. E invece vedete sempre presente qui con noi, di grandissimo supporto per tutti coloro che ci seguono, che sono sordi, abbiamo la dottoressa Barbara D'Angelo, interprete LIS, che quindi vi aiuterà alla comprensione, ma è anche veramente un mondo affascinante che si apre con lei. Grazie anche a lei, dottoressa. Allora, io vorrei incominciare prima di tutto con lei, professoressa, perché effettivamente non siamo a conoscenza di un mondo variegato, straordinario, in continua evoluzione peraltro, che riguarda tantissime persone. E io voglio incominciare proprio spiegando il linguaggio per comunicare, la modalità di comunicazione che è il linguaggio dei segni, che è stato codificato e che non è unico, tra l'altro. Ci spieghi un attimo. Allora, partiamo dalla questione anche terminologica. Come giustamente diceva lei, le persone sorde hanno tutta una serie di competenze, tra cui anche quella della conoscenza della lingua dei segni, che non è usata da tutte le persone sorde. Quando parliamo di lingua dei segni parliamo di una comunità delle persone sorde che hanno una competenza bilingue, usano logicamente la lingua italiana e molti parlano, magari la voce può essere diversa perché non la regolano con l'udito, non tutti, e anche la lingua dei segni, che, come diceva lei, è una vera lingua a tutti gli effetti, che esiste da sempre, perché ne parla anche Platone, ne parla Aristotele, insomma, se ne parla dall'antica Grecia ad oggi, che ha avuto un grande stop alla fine del 1800 perché per questioni educative è stata proibita nell'uso scolastico, quindi capisce che se una lingua non viene più usata nell'ambito scolastico rischia di essere messa un po' da parte. Addirittura proibita? Sì, proibita. Ma a livello Italia o a livello generale in Europa, allora, per quel che si conosce? A livello proprio mondiale, direi, perché è stata una decisione presa da un congresso di educatori per sordi a livello internazionale. Poi in Europa, in alcune zone d'Europa, è stata una decisione che è stata uniforme un po' in tutti gli istituti, e in altre parti del mondo un po' meno. Stati Uniti rispetto ad Europa hanno avuto una storia diversa, e quindi sembra che sia una novità, che sia una lingua scoperta di recente. Invece no, è una lingua che è sempre stata usata dalla comunità sorda, ma è stata chiamata gesti, linguaggio mimico, perché sembrava una cosa dei sordi, punto, no? Invece negli anni 80 in Italia, negli anni 60 negli Stati Uniti del 1900 e un po' in tutto il mondo abbiamo avuto questa scoperta grammaticale di una lingua a tutti gli effetti, quindi con tutta una serie di ripercussioni anche neurologiche, di acquisizione, di apprendimento fondamentali e importanti.
per una persona sorda e che l'hanno un po' riportata alla luce, diciamo così. Quindi la ricerca scientifica l'ha già codificata da anni come vera lingua. Da un punto di vista politico le cose sono andate un po' più a rilento. In Italia il riconoscimento legislativo è arrivato nel 2021. Quindi grazie alla pandemia, sì. Nel Veneto ci siamo arrivati prima, Il Veneto ha avuto un riconoscimento, ma poi parleranno sicuramente i rappresentanti dell'associazione. La questione del fatto che non sia una lingua universale è proprio legato all'essere una lingua naturale. Quindi come noi non abbiamo avuto una lingua unica in tutto il mondo, in tutta Europa, ci abbiamo provato con l'esperanto ma è andata fino a un certo punto, le lingue dei segni sono locali perché hanno le loro varianti anche dialettali, chiamiamole così, non si dice proprio dialetto però sì. Quindi non era e non è possibile creare un'unica codificazione, un'unica lingua che quindi bypassi tutte le classiche problematiche che noi subiamo per non essere a conoscenza delle lingue straniere. Allora, devo dire che da questo punto di vista qua la comunità sorda ci ha insegnato che invece si può fare, nel senso che esiste un cosiddetto segnato internazionale, non è una lingua perché non ha tutte le caratteristiche di una lingua naturale, ma è una specie di lingua franca, una lingua che si usa nelle situazioni internazionali, perché le persone sorde organizzano eventi a livello internazionale. Esiste un'associazione mondiale dei sordi fondata in Italia nel 1951, quindi nel 1951 associazioni di sordi di vari stati del mondo si sono trovati per creare un'unica associazione mondiale per aiutarsi a vicenda, perché, che ne so, da una parte le persone sorde potevano guidare, in Italia no, e allora si diceva ma come? Se possono in Francia perché non in Italia? E hanno capito che l'unione fa la forza, cosa da cui noi dobbiamo imparare. E hanno deciso di creare una convenzione internazionale, i segni internazionali, che prende da alcune regole comuni che hanno le lingue dei segni, perché sono lingue visivo-gestuali, quindi usano gli occhi, lo spazio, il corpo per comunicare. E quindi c'è questo segnato internazionale, però è d'uso nei contesti internazionali, quindi quando ci sono conferenze, convegni, a un livello più ampio rispetto a quello locale. Se no abbiamo, come per l'inglese noi, la lingua dei segni americana, che è quella che magari è un po' più diffusa perché ha una storia di ricerca e di presenza un po' più ampia. Vi chiedo come mai nei mezzi di comunicazione, lasciamo stare la radio, certo. non viene utilizzato l'interprete della lingua dei segni, quindi si va a privare un numero importante, poi il vicepresidente, consiglieri danno i numeri per farci capire di cosa stiamo parlando, ma io ho già guardato e sono di tutto rispetto, di persone dalla comunicazione, da un certo tipo di comunicazione, di intrattenimento o quant'altro. È una questione economica, che cos'è? Allora, sicuramente c'è sempre una questione economica, ma credo che ci sia anche una non conoscenza. A volte c'è l'accessibilità per noi in generale, essendo, le ho detto appunto, una comunità bilingue, è lingua italiana e lingua dei segni, quindi anche la sottotitolazione sarebbe fondamentale all'uso un po' di tutti. La lingua dei segni ha una storia di riconoscimento recente, quindi l'abbiamo vista nelle situazioni emergenziali, la vediamo nelle situazioni ufficiali in alcuni momenti, ma non è ancora entrata nella checklist delle cose che ci devono essere per rendere una trasmissione accessibile alla popolazione. Entrano in gioco anche a volte discussioni sulla lingua dei segni, che serve, non serve, ma sono discussioni meramente, a mio parere, non utili, perché c'è una convenzione ONU che lo dice, c'è una legge statale adesso recepita che lo dice, ci sono leggi regionali, quindi non si dovrebbe più entrare nel merito lingua dei segni sì, lingua dei segni no. Chi chiede il riconoscimento della lingua dei segni, chi l'ha chiesto, il riconoscimento della lingua dei segni e l'accessibilità anche attraverso questa lingua, chiede il diritto di scelta di chi usa sia l'italiano che la lingua dei segni, che può avere difficoltà a leggere i sottotitoli, che invece preferisce una lingua che vede più naturale, che arriva in maniera diretta e che vuole anche esprimersi in questa. Quindi credo che ci siano le cose che giocano un po' a due fasi, economiche sicuramente, perché è un investimento, non è un costo, ecco, l'accessibilità deve essere vista come un investimento, non è un costo, ma anche a volte un'idea che ah, è vero, c'è anche questa lingua, ah, è vero, ci sono anche le persone sorde e
E quindi credo che poi appunto l'associazione lo dirà meglio di me, credo che ci sia un po' un mix di queste cose. Si tratta di bilinguismo e di accessibilità a 360 Assolutamente. gradi. Vicepresidente, chiedo a lei innanzitutto spiegarci d'emblée chi sono le persone sorde che in qualche modo hanno questo tipo di rappresentazione. Io già nella premessa avevo escluso quello che noi definiamo sordi, cioè persone anziane che non ci sentono più per, diciamo, per l'età, per la longevità che purtroppo priva moltissimi dell'udito. Ma ci spieghi ai nostri telespettatori di chi si tratta, chi rappresentate? Noi appunto siamo l'Ente Nazionale Sordi della Regione Veneto e c'è un Ente Nazionale Sordi proprio a livello nazionale, è stata fondata 90 anni fa come associazione. In ogni regione c'è una sezione provinciale, quindi un consiglio provinciale, quindi in ogni regione un consiglio regionale e poi ci sono le sezioni provinciali. Qui nel Veneto ci sono 7 sezioni provinciali. Noi, come detto, rappresentiamo le persone sorde. Le persone sorde sono tutte diverse, può essere la persona sorda che è nata sorda oppure che è diventato sordo dopo, oppure magari che è, come diceva lei prima, è diventata sorda con l'età, con l'avanzare dell'età, ma che noi comunque tuteliamo allo stesso modo. Diciamo che l'obiettivo è quello di fornire assistenza, interventi di diverso tipo come consulenza, vedere quali sono le necessità, scegliere quindi le varie strategie, i vari interventi. Quanti sordi in Italia? Mi può aiutare meglio qua il mio collega nel Veneto, sono circa 2.500, sui 2.500 ai 3.000. I dati precisi è impossibile saperlo perché c'è un po' una situazione complicata legata proprio al riconoscimento della sordità. C'è la legge 381 del 70 che proprio prevede il riconoscimento della sordità attraverso le visite, una commissione medica, oppure c'è il riconoscimento della sordità, ma non viene riconosciuta come sordità, ma come invalidità civile, quindi ci sono anche altre persone sorde che invece non hanno il riconoscimento di sordità e quindi fanno anche sicuramente fatica al riconoscimento di alcune agevolazioni. Diciamo che la comunità sorda è variegata, ogni situazione è diversa dall'altra e noi come ENS, quindi come ente nazionale, tuteliamo e aiutiamo a 360 gradi, a prescindere che si tratti appunto dai bambini fino all'età adulta, a prescindere da quale tipo di sordità, quindi a 360 gradi. Consigliere, chiedo a lei, grazie Vicepresidente, riconoscimento, è tornato più volte questo termine, riconoscimento della sordità, e qui ci sono due aspetti, un aspetto normativo che è molto importante, credo che ci sia un aspetto regionale, e poi un riconoscimento in ambito medico, che è altrettanto significativo, importante. Il Vicepresidente sottolineava le differenze perché non è sordo, cioè non è sordo, ci sono varie tipologie di sordi. Allora ci spieghi questo riconoscimento, da un lato quello normativo, a cui ha già accennato il Vicepresidente, dall'altro in ambito medico e l'iter anche e il supporto che l'associazione dà. Il riconoscimento medico è proprio legato, come diceva Antonio, alla legge che riferiva prima Antonio, e praticamente ci sono proprio dei requisiti minimi per il riconoscimento, che può essere nato sordo o diventato sordo entro i 18 anni, entro 12 anni d'età.
Viene scelto questo periodo proprio perché è legato all'acquisizione della lingua, perché praticamente mancano magari quegli stimoli, no? Può dare delle difficoltà nella comunicazione, nell'apprendimento della lingua, e quindi l'ente naturalmente tutela le persone sorde. La commissione medica invece si occupa proprio, come abbiamo detto, dal punto di vista medico, quindi legato proprio al fatto di sentire. Il nostro è quello proprio di dare il supporto, come diceva Antonio, a tutti, dai bambini alle persone adulte alle persone anziane, affrontando situazione per situazione, quindi parlando per esempio dell'integrazione a livello scolastico, nel mondo del lavoro, integrazione anche a livello della società, cioè tutto ciò che concerne la persona sorda nella vita quotidiana. Infatti le sezioni provinciali lavorano proprio soprattutto per il supporto alle famiglie, per l'attività lavorativa, per il supporto appunto lavorativo, cioè anche dal punto di vista di supporto psicologico, supporto economico, anche semplicemente per dare delle informazioni, per poter capire quelle che sono le strade, le strategie che la persona sorda può intraprendere, che magari ha necessità di un'informazione, di reperire anche semplici documenti, ma quindi diciamo l'obiettivo dell'ENS è quello di aiutare e supportare nell'attività e nella vita quotidiana. Non so se ho risposto correttamente. No, da questo sono nate anche altre domande che mi sono venute in mente, che adesso porrò a voi ma anche alla dottoressa, però prima abbiamo la pubblicità, pochi secondi, state con noi.